Questa è la quarta, se non sbaglio, lezione del nostro ciclo. Il nostro relatore oggi è Roberto Peressutti, direttore del Centro Regionale Trapianti, al quale do senz'altro la parola. Buonasera e grazie. Grazie innanzitutto per l'opportunità e grazie per l'invito al professor Gaudino. Devo dire che io ho seguito le sessioni precedenti, per cui ho sentito le domande che avete fatto al professor Furlan e anche precedentemente. Ci sono tante cose che obiettivamente si ricollegano, però io partirei da una cosa che secondo me è veramente efficace e dirompente per capire l'argomento del diritto alla vita, libertà di cura. Il professor Gaudino è partito dalla disposizione anticipata di trattamento. Allora io mi permetto di leggervi delle date molto reali, scritte da un collega. Mi chiamo XY, sono un medico intensivista e per professione e scelta mi sono sempre occupato di malati critici, obbligati dalla malattia al ricorso alla tecnologia per il sostegno delle funzioni vitali. Esercito la mia professione secondo un'etica principialista moderna, nel rispetto della dignità umana, valore innegabile proprio della persona, superiore a tutti i principi. Sono perfettamente cosciente dell'utilità della tecnologia e ritengo vada assolutamente utilizzata nel rispetto però di due criteri fondamentali: l'appropriatezza clinica, efficacia e necessità di una cura basata sull'evidence-based medicine, e la proporzionalità etica, valutazione del rapporto costi-benefici basata sul sistema valoriale del paziente, della persona. Oggi in pieno benessere non ho necessità di pianificare e condividere alcun piano terapeutico. Sono soddisfatto della mia qualità di vita e del mio stato di salute, che considero ottimo. Amo la vita, i miei progetti personali, familiari, i miei affetti. Credo nel rispetto reciproco, nel dialogo, nell'ascolto e nell'importanza della compassione. Cerco sempre di comprendere il bisogno dell'altro e desidero che si comprenda anche il mio. Non posso escludere tuttavia che possa capitare un evento che modifichi la mia condizione attuale, per cui dispongo quanto segue. Sono consapevole delle conseguenze delle mie scelte sulla mia vita. Assicuro di essere lucido, in grado di intendere e di volere, e che le mie capacità intellettive nel scegliere il mio destino sono assolutamente adeguate. Non desidero ricevere alcun trattamento che possa determinare, o molto probabilmente determinare, una dipendenza da supporti delle funzioni vitali. Ventilazione artificiale, dialisi, idratazione e nutrizione artificiale, gastrostomia endoscopica percutanea, cioè la PEG, o prolungare lo stato di incoscienza per danno cerebrale, considerato da me comunque catastrofico, in caso, per esempio, di rianimazione cardiopolmonare refrattaria. Non desidero trattamenti che, se prolungati, possano nuocere alla collettività, terapia antibiotica prolungata in caso di germi multiresistenti o eccessivo consumo di risorse. Chiedo che in caso di sospensione dei trattamenti giudicati inappropriati dal punto di vista clinico e o sproporzionati dal punto di vista etico, si attui un adeguato controllo del dolore o di altri sintomi, anche quando debbano essere richieste elevate dosi di farmaci sedativi e analgesici, sedazione palliativa profonda continua, che possano determinare una accelerazione del processo di morte. Essendo favorevole alla donazione degli organi, chiedo inoltre, nel caso dovesse presentarsi la condizione che imponga l'interruzione dei trattamenti, di valutare con attenzione la possibilità di procedere a una donazione a cuore fermo controllato, in modo tale da procurare organi adeguati per potenziali riceventi. Sono consapevole che tali volontà sono persistenti nel tempo futuro salvo revoca. Nomino mia moglie il mio fiduciario, che mi rappresenterà nelle relazioni con medici e strutture sanitarie nel caso diventassi incapace di esprimere ciò che desidero per me.
Lascio questo documento stampato e firmato in 3 copie, una copia la terrò sempre con me, con gli altri documenti, carta d'identità e patente. Una seconda copia la consegnerò a mia moglie, la terza copia la consegnerò all'ufficio di stato civile del comune di. Questa è una cosa, secondo me, che è veramente un compendio di bioetica scritta da un collega intensivista, in piena lucidità, che io ho avuto modo di ascoltare in diversi convegni. Quel giorno ero a Torino, casualmente, torniamo alla seconda relatrice, e lui mi ha tirato fuori dal portafoglio queste disposizioni anticipate di trattamento. A questo punto io, professor Gaudino, grazie, andrei con la prima diapositiva e con il seguito. Sì, parto subito. Grazie. Recuperando. Aspetta, no, ecco, ho fatto partire. Allora. Nella prima diapositiva c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, per cui se aveste bisogno di ovviamente un contatto, di informazioni, di approfondire l'argomento, sono più che disponibile. Io dal 2010, quindi sono 11 anni quasi, sono coordinatore regionale trapianti, direttore del centro regionale trapianti, e prima ho lavorato in terapia intensiva seconda. Anzi, per dire la prima esperienza è stata in guardia medica anche a San Daniele. Poi ho lavorato a Tolmezzo per un periodo breve in pronto soccorso, area di emergenza, e poi ho lavorato in una terapia intensiva generale. Ecco, possiamo andare subito alla successiva, dove ci sono gli argomenti che tratterò. Ho cominciato con le DAT, poi ovviamente l'argomento mio è la definizione di morte con criteri neurologici, anche perché ho visto che erano emerse alcune domande negli incontri precedenti, e successivamente parleremo di diritto alla vita e degli aspetti etici, che non sono pochi, che riguardano le terapie intensive in generale e il fine vita in terapia intensiva. Comincerei dalla successiva, che vi fa vedere un po' la storia e il perché siamo arrivati a questo. Ve l'ha detto già il professor Fuhrman l'altra volta, però deve essere chiara una cosa, che con l'evoluzione tecnologica è stata cambiata la modalità di morire. Una volta le persone morivano in casa, soltanto, ma per arresto cardiaco. Adesso noi abbiamo sviluppato delle tecniche di rianimazione per cui cerchiamo di salvare quanto più possibile persone che vanno incontro ad un arresto cardiaco. È chiaro che non possiamo farle su tutte, non abbiamo alcun tipo di potere magico. Un potere ce l'hanno i mass media, che creano delle aspettative veramente significative in tutti noi. E poi c'è stata un'evoluzione drammatica dal punto di vista tecnologico. Vedete che già alla fine del 1800, metà del 1800, erano state iniziate le tracheostomie. Poi però l'intubazione, la prima, è stata nel 1880, la ventilazione artificiale è stata sviluppata inizialmente per un'epidemia di poliomielite nel 1928, con il polmone d'acciaio, che è quello che vedete in alto a destra, uno dei primi polmoni d'acciaio che io ho visto utilizzare quando ho cominciato a lavorare in terapia intensiva a Udine, quindi aveva la medicina d'urgenza. Successivamente però nel 1940, durante la seconda guerra mondiale, si sono sviluppati dei sistemi per aumentare la pressione con cui veniva, diciamo, mandato dell'ossigeno ai piloti degli aerei da caccia e dei bombardieri che volavano a quote particolarmente elevate, in quanto la insufficiente quantità di ossigeno a quelle quote poteva condizionare ovviamente l'incapacità dei piloti. Dicevo, nel 1943 fu inventato il rene artificiale, qui lo vedete a destra, e il rene artificiale fu inventato da questo chirurgo olandese
che aveva passato una notte molti anni prima con una paziente con un'embolia polmonare massiva, cervellandosi tutta la notte per cercare di salvare questa giovane donna che purtroppo morì la mattina dopo, e lui per 15 anni lavorò per sviluppare il rene artificiale. Nel 1950 Peter Safar, che ho avuto l'onore di conoscere, sviluppò le linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare avanzata, e nel 1956 comparvero i primi palloni di rianimazione autoespandenti, cioè gli AMBU. Nel 1953 a Copenaghen fu aperta la prima terapia intensiva. Attenzione alle date, perché nel 1953 venne sviluppata la macchina cuore-polmoni, e nel 68 arrivano i criteri di Harvard. I criteri di Harvard, che sono quelli di determinazione della morte con appunto criteri neurologici, arrivano un anno dopo, il 67, che è l'anno in cui Barnard fece il primo trapianto cardiaco. Nel 72 fu fatto il primo intervento di ECMO, cioè di supporto cardiocircolatorio extracorporeo a membrana, che è quello che ci consente adesso di fare la maggior parte degli interventi in cardiochirurgia. Nel 2000 venne sviluppato, diciamo intorno agli anni 2000, il fegato bioartificiale, e nel 2004 l'FDA americana approvò il cuore artificiale. Allora, tutte queste evoluzioni tecnologiche hanno portato a una necessità di definire la morte con un criterio che fosse aggiornato ai tempi, perché con la ventilazione artificiale, con le tecniche neuroprotettive, con i supporti agli organi, noi possiamo trovarci di fronte a delle situazioni assolutamente innaturali. Quindi, andando alla prossima diapositiva, quello che vedete è appunto la vita e la morte che già nel 59 i francesi definirono come coma. Hai spento il microfono, eh? Si è spento il microfono. Funziona adesso? Adesso sì. Adesso Sì, sì. non ho capito perché si fosse automaticamente spento. Dicevo, nel 59 i francesi definiscono il coma des passés, con una definizione che forse può indurre un po' di confusione. E nel 68 diciamo c'è questa convention negli Stati Uniti, qui ad Harvard vengono definiti i criteri per definire la morte con modalità neurologica. Se andiamo alla successiva, ci addentriamo un attimo nella tematica. Queste sono le cause di morte che noi registriamo ogni anno nelle terapie intensive aree di emergenza della regione Friuli Venezia Giulia, e questi dati vengono confrontati con i dati, con le cartelle di dimissione dei pazienti, per verificare se il sistema di registrazione è attendibile. Si tratta di 200 pazienti, di cui vedete il 40%, e nel 2020 sono stati il 60%, sono emorragie cerebrali, il 31% sono soggetti che hanno subito un arresto cardiaco, hanno sviluppato uno stato di coma dopo l'arresto cardiaco e successivamente sono deceduti prima del trasferimento in un altro reparto. Solo il 15% è costituito da traumi cranici. Questo cosa significa? Significa che intanto, anche da questo punto di vista, c'è stata una modifica importante, perché quando io ho cominciato a occuparmi di donazioni, cioè di donatori e di trapianti, il 50% dei decessi, il 50% dei donatori, anche più, erano soggetti che venivano a mancare per un trauma cranico devastante.
I sistemi di protezione, l'evoluzione della tecnologia anche lì ha portato a una riduzione della mortalità. Attenzione, riduzione della mortalità non significa riduzione assoluta della morbilità, questo deve essere abbastanza chiaro. Ma se vediamo le diapositive successive, vorrei che fosse chiaro che il soggetto con una lesione cerebrale severa può andare incontro a coma. Nella stragrande maggioranza dei casi, sia per la tipologia di lesione, sia per la precocità di intervento, c'è una buona probabilità di sopravvivenza. Adesso non guardiamo la qualità, guardiamo la quantità. In una percentuale molto più limitata di pazienti c'è la morte diagnosticata con criteri neurologici. Attenzione che sotto c'è scritto in neretto morte. Perché? Perché stiamo parlando della morte biologica del soggetto. Quello che vi ho detto prima è che il soggetto che ha un arresto cardiaco, noi cerchiamo di rianimarlo. Certo, non ci riusciamo sempre, ma quella è una morte clinica, se volete forse più correttamente, potrebbe essere che la persona che è completamente inanimata appare come morto. Non è detto che lo sia, noi cerchiamo di rianimarlo. Dalla morte clinica noi passiamo alla morte biologica. La morte biologica è la morte dell'encefalo, perché dalla morte dell'encefalo purtroppo non si torna indietro. Allora, quello che vi faccio vedere adesso sono dei numeri con la prossima diapositiva, e cioè il numero dei soggetti che, come dico, vengono registrati ogni anno e che decedono, muoiono nelle terapie intensive e aree di emergenza della regione. Vedete che il totale si aggira sui 200. Vorrei che fosse ben chiaro questo, perché su 200 persone che muoiono per una lesione cerebrale, l'accertamento di morte con criterio neurologico, che è quello che apre la possibilità non è l'unico strumento, ma di fatto è nella stragrande maggioranza questo, che apre la possibilità al prelievo degli organi, alla donazione degli organi, al trapianto, sono 60, cioè meno di un terzo. Questo cosa significa? Significa che la normativa italiana di accertamento della morte con criterio neurologico è veramente tra le più garantiste che esistano al mondo. Io ovviamente non sono sceso nei particolari, adesso andiamo alla prossima diapositiva e vediamo una definizione. Quando è che una persona è morta? Quando ha un arresto respiratorio circolatorio con un danno cerebrale secondario irreversibile, oppure con direttamente una lesione cerebrale devastante che causa la perdita totale irreversibile delle funzioni cerebrali. Brain death, cioè cadavere a cuore battente. Sotto vedete la definizione di morte data dal Comitato Nazionale di Bioetica, la perdita totale e irreversibile della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale. La morte può essere accertata con criteri anatomici. Non vi ho fatto vedere una immagine del dipinto della rivoluzione francese, in cui il boia mostra la testa decapitata di uno dei tanti che finirono sotto l'invenzione di Messier Guillotin, e che chiaramente il criterio anatomico, lì come la decomposizione, sono cose abbastanza ovviamente tranchant e quindi accettabili. Quello che noi abbiamo sempre conosciuto fino allo sviluppo della tecnologia è la morte cardiaca, l'arresto cardiaco irreversibile. Quello che abbiamo conosciuto dopo l'avvento della tecnologia è la morte biologica con un danno cerebrale che toglie la possibilità di sopravvivenza all'organismo intorno. Se volete, andiamo sulle diapositive, però se volete fermarmi e farmi domande anche durante, non fatevi assolutamente problemi, sono qui per questo. Professor Gaudino, chiedo scusa se posso avere la parola. Ecco. Questa è un'immagine che a me è capitato di usare anche nei colloqui con i familiari.
Voi vedete sopra un'immagine dell'aspect di un cervello normale, in cui diversi colori corrispondono all'attività biologica delle diverse strutture dell'encefalo. Quello che vedete sotto è quello che noi vediamo in un soggetto in cui il flusso ematico all'interno della scatola cranica è totalmente assente e quindi è assente la vita, perché le cellule cerebrali purtroppo sappiamo che hanno una limitatissima possibilità di sopravvivenza dopo l'arresto di flusso, che è quello che si verifica quando c'è un arresto cardiaco, oppure quando c'è un aumento della pressione all'interno della scatola cranica tale da precludere il flusso di sangue e quindi di ossigeno alle cellule cerebrali. Chi di voi ha partecipato a un corso di rianimazione cardiopolmonare, un BLS banale, sa che noi dobbiamo intervenire in un soggetto che ha perso conoscenza, che non respira, che non ha segni di vita, sostituendoci alle funzioni vitali in un tempo non superiore ai 3 minuti, perché sappiamo che più tempo aspettiamo, più si instaura un danno cerebrale, che dopo i 10 minuti difficilmente è recuperato. Questa immagine, vi dicevo, quella sotto, io l'ho utilizzata più di qualche volta per far comprendere a dei familiari un evento iperacuto, soprattutto nei traumatizzati cranici, in cui il tempo che passa dal momento dell'accesso in terapia intensiva al momento della diagnosi di morte purtroppo può essere realmente molto breve e non dare nessuna possibilità ai familiari di elaborare il distacco dal loro congiunto, anche perché è vero che ci sono anche persone anziane che hanno trauma cranico, ma io vi sto parlando degli albori di questo e praticamente parlavamo di soggetti, purtroppo la grande maggioranza, soggetti giovani che morivano per un incidente stradale in moto senza casco, in cui l'unico trauma era un trauma encefalico. Ci sta ascoltando come il dottor Pertoldi, il direttore del Dipartimento di Emergenza di San Daniele, ha tanta esperienza in questo senso e penso potrà dire qualcosa a commento o lo sentirete la prossima volta. Andiamo alla successiva. Questo è Riesci a avvicinarti un po' a... Prego. Il microfono a volte fa un po' le bizze. Prego. Il microfono a volte fa le bizze. Chiedo scusa, io sono fermo sì, no, ma credo che sia anche il collegamento. Sì. Questo è quanto prescrive la legge, la 578 del 29 dicembre 1993, che prescrive che sostanzialmente nei soggetti con una lesione encefalica sottoposti a manovre di rianimazione, il medico di guardia è tenuto a comunicare alla direzione sanitaria l'evento in cui un soggetto sia incosciente, non abbia riflessi e non abbia più attività elettrica corticale per poter avviare l'accertamento di morte con criterio neurologico. Questo è quello che prescrive la legge. Vediamo la prossima e vediamo che la qualità di cura dei pazienti con una lesione cerebrale acuta è il requisito etico per la donazione degli organi. L'accertamento di morte encefalica deve essere effettuato in tutti i soggetti che presentano i criteri clinici di morte encefalica. La morte encefalica attesa è il 55-75% dei decessi con lesione cerebrale acuta in terapia intensiva. Ma come vi ho fatto vedere prima, sui 200 decessi nelle terapie intensive della regione, il numero di accertamenti si aggira mediamente sui 60 l'anno. Questo per darvi un'idea di quanto garantista sia la legge italiana. E quindi io avrei esaurito la parte, diciamo, più cruenta, se volete, e tecnica, e passerei agli argomenti di più stretta pertinenza etica del mio intervento, per quanto le mie competenze in questo senso siano limitate, ma passerei ad affrontare gli altri argomenti. Allora, se il professor Gaudino
mi agevola, eccola qua. Quello che io credo sia corretto, e siamo partiti da questo con la lettura delle disposizioni anticipate di trattamento, sia il rispetto della volontà espressa, eventualmente depositata al momento del rinnovo della carta d'identità dall'individuo. Sappiamo che possiamo farlo rispettando la legge 91-99 al momento del rinnovo della carta d'identità, con la deposizione nel sistema informativo trapianti della dichiarazione di volontà, oppure con le disposizioni anticipate di trattamento. E qui apro un primo elemento che può essere leggermente critico, e cioè la 91-99 è vero che recepisce il nuovo diritto di famiglia e quindi prende in considerazione non soltanto la moglie, ovvero il marito, ma anche il convivente more uxorio. Ma la legge 91-99, ovviamente, venendo molti anni prima, 20 anni prima della 219 del 2017, e vi chiedo scusa se parliamo di norme, ma le norme hanno un significato, cioè prende in considerazione che cosa? Come avente diritto il marito, moglie / convivente, in assenza di i figli maggiorenni, in assenza di i genitori. Non prende in considerazione alcun altro del nucleo familiare in termini di avente diritto. La legge 219/2017 invece parla di fiduciario. Allora, nelle disposizioni anticipate di trattamento che io vi ho letto prima, il collega nomina la moglie quale fiduciario, quindi la moglie è l'avente diritto e anche il fiduciario. Ma potremmo trovarci di fronte, e vi posso garantire che in tanti anni di lavoro in terapia intensiva mi sono trovato di fronte a situazioni eticamente non facili. Perché? Perché la volontà espressa dal soggetto era molto chiara, ma l'avente diritto voleva esercitare un diritto di prelazione sul corpo del congiunto, cosa che non è etica, che non è facile da confutare, ma che va rispettata. Attenzione, noi dobbiamo rispettare la legge, non possiamo togliere un'opportunità a dei pazienti che sono in lista d'attesa e che potrebbero, se non hanno quell'organo, non avere nessun'altra possibilità di sopravvivenza. Ma dobbiamo anche rispettare il dolore e dare tempo alla famiglia per elaborare il distacco. Per cui la comunicazione con la famiglia, il colloquio con i familiari, che siano aventi diritto, che sia, io spero in futuro sempre di più, il fiduciario, sono elementi costitutivi di quello che è il percorso di una fase di accompagnamento, di presa in carico del nucleo familiare verso la donazione, perché la donazione deve essere un atto libero, volontario, consapevole e però rispettoso anche della famiglia. In alcune situazioni, io ricordo molto bene, fortunosamente la persona che era in quel momento ricoverata in terapia intensiva e per la quale si stava facendo l'accertamento di morte con criterio neurologico, aveva lasciato nel portafoglio un tesserino in cui dichiarava la propria volontà. Per cui in quel caso il familiare che si opponeva alla volontà di un altro familiare, non rispettando quello che era stato la volontà in vita di chi veniva a mancare, sto parlando della madre di questa ragazza, avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di andare contro la volontà del padre. Il padre, per fortuna, trova nel portafoglio questa dichiarazione di volontà. A quel punto anche la figlia ha dovuto rispettare la volontà della madre e quindi questo ha dato la possibilità di salvare delle vite. Vi dico questo perché non è assolutamente semplice questa situazione e in alcune situazioni veramente crea delle difficoltà, per cui
la scelta libera e consapevole è un elemento fondamentale, e quindi io riprendo quello che vi è stato detto della 219 perché realmente costituisce un elemento di civiltà. Dopodiché ci sono alcune cose di cui adesso io vi parlerò. Una cosa che vorrei che fosse chiara, e che tra l'altro è chiara per noi, ma purtroppo non è sempre chiara in tutti i paesi, è la modalità con cui gli organi prelevati vengono assegnati. Perché? Perché purtroppo non in tutti i paesi c'è la stessa cultura e soprattutto c'è la stessa trasparenza che il sistema italiano, e qui vi posso garantire, è stato anticipatorio rispetto all'elemento regolatorio europeo in termini di trasparenza dell'assegnazione degli organi. Quando c'è un potenziale donatore, viene segnalato in un sistema criptato collegato con Milano, che è il nostro centro di coordinamento, e con Roma, che è il centro nazionale Trapiani. La prima cosa che viene fatta è verificare per noi la espressione di volontà. Solo dopo aver verificato l'espressione di volontà parliamo con i familiari per fare la proposta di donazione. La seconda cosa è che l'assegnazione degli organi viene fatta sulla base di una priorità, che può essere un'urgenza, un'emergenza nazionale, che è condivisa come criterio ovviamente su tutto il territorio nazionale, e la cui priorità all'interno dell'emergenza dipende dal momento in cui uno ha richiesto l'emergenza. Poi chiaramente ci sono problemi di compatibilità, scusatemi, che sono diversi da organo a organo. Eventualmente, se avrete domande, vi risponderò su questo. Ma come vi dicevo, il sistema è altamente trasparente, è tutto tracciabile, e tutti, non soltanto gli organi, ma anche tutti i tessuti che vengono prelevati, che poi verranno trapiantati, devono essere accompagnati da un codice di tracciabilità. Questo per evitare nel modo più completo quello che purtroppo può avvenire, dico può avvenire, in altri paesi. E adesso io vi faccio vedere un paio di diapositive per entrare in un argomento anche questo delicato, se posso avere la prossima. Qui vedete il numero di trapianti in Europa, stiamo parlando del 2018, ma più o meno il 2019 è stata la stessa cosa, purtroppo non altrettanto nel 2020. Se noi consideriamo che in Italia vengono fatti circa 3.600 trapianti l'anno, considerate che l'anno scorso sono stati fatti 300 trapianti di meno causa Covid. E chi ha pagato molto di più di noi questa situazione sono altri paesi, come la Francia, come la Spagna. Guardate la Spagna. La Spagna fa 112 trapianti per milione di popolazione. Questo significa assicurare una possibilità di sopravvivenza a un numero elevatissimo di pazienti che hanno un'insufficienza d'organo terminale. Questo significa anche, vediamo la prossima diapositiva, che penso che qualcuno di voi sappia chi è questa persona. Se qualcuno può intervenire direttamente e lo dice, a me fa piacere. Non posso pensare che nessuna delle ragazze che sono presenti non conosca questa persona. A me coglie impreparato, Infatti mi sono rivolto direttamente alle ragazze, ma va bene, ci vado io. Selena Gomez, che è una cantante americana, affetta da una malattia che l'ha portata a un'insufficienza renale con perdita completa della funzione renale. Lei, come vedete nell'immagine alla vostra sinistra, ha avuto la donazione di rene da vivente da una sua grande amica. Però il sistema in Spagna, in Italia e in Francia è molto controllato. Perché? Perché la donazione di vivente deve essere assolutamente libera. Non ci deve essere né una pressione psicologica, né tantomeno ovviamente una pressione economica.
Allora, in questo senso, la nostra situazione è completamente diversa dalla situazione degli Stati Uniti, dove quasi il 50% dei trapianti di rene è fatto da vivente. E io credo che invece l'esempio migliore, andiamo alla prossima diapositiva, sia la situazione di trapianto da vivente in Spagna. Vedete che la Spagna fa 6,3 trapianti da vivente per milione di popolazione. Perché? Perché avendo una percentuale di donatori cadaveri, quindi in cui uno non sa a chi viene donato, molto elevata, perché la cultura del dono in Spagna è massimamente sviluppata, cioè c'è una condivisione completa in questo senso, e quindi evitiamo anche il rischio che ci possano essere situazioni che non sono accettabili dal punto di vista etico. Guardate la Turchia. La Turchia fa 36 trapianti da vivente per milione di abitanti. E non vi ho fatto vedere il dato dei donatori cadaveri. La Turchia è uno dei paesi che ha meno donatori cadaveri perché non c'è purtroppo la cultura della donazione libera di un soggetto in morte encefalica o in morte cardiaca, ma c'è una utilizzazione del trapianto da vivente che secondo me non rispetta quelli che sono principi etici che per me sono fondamentali e che la normativa italiana, come quella spagnola, come quella francese, tengono a rispettare al massimo, con diversi successivi passaggi, in modo da filtrare qualsiasi situazione. Vedete che non serve andare molto lontano per avere percentuali di donazione da vivente molto più elevate. Guardate la Svizzera. Va bene, la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma non è che ci interessi questo. Ci interessa vedere che, come alcuni paesi del nord Europa, la percentuale di donazione da vivente è molto alta. Allora ribadisco, io mi pongo il problema di un rispetto della liberalità della donazione da vivente, che non è assolutamente un elemento secondario. Adesso andiamo a un'altra diapositiva, poi io vado alla conclusione, ma appunto sono a disposizione per le vostre domande. E qui vi faccio vedere cosa dice Raphael Mattesans. Vabbè, qui lo scrive in inglese, anzi perché lo scrive in inglese? Perché lo scrive James Ledcook in un'intervista fatta su Newsweek a Raphael Mattesans nel 2015. Chi è Raphael Mattesans? Raphael Mattesans è stato il coordinatore della ONT, l'Organizzazione Nazionale del Trasplante spagnola, quindi chi era al vertice di uno dei sistemi più efficienti da questo punto di vista, non in Europa, nel mondo, e che poi, siccome era stato, adesso vi dico, vabbè, posso raccontare questa cosa, il professor Gaudino me lo consentirà, Sì. lo system c'è dappertutto, per cui quando è andato al governo una certa frangia politica in Spagna, lui è stato messo da parte, tra virgolette era disoccupato, la Toscana si è comprata lo straniero, la regione toscana si è comprata Rafael Mattesans come coordinatore regionale della Toscana. Rafael Mattesans ha messo in piedi in Toscana il sistema spagnolo, la Toscana da anni è prima in Italia, solo per il modello organizzativo, Ti stiamo perdendo, eh? donazioni e trapianti. Ok. L'Italia, scusatemi, il Friuli Venezia Giulia nel 2020, concedetemi questa cosa, è stato secondo soltanto alla Toscana in termini di donazioni. Allora, io vado a terminare con la prossima diapositiva, che è la penultima, e qui dovrei chiedere ai maschi presenti, non so se il professor Gaudino ci può aiutare, per introdurre un argomento anche qui di tipo etico importante. Chi era costui? Nick Heidel, campione motociclista che durante un allenamento in Italia, credo fosse in bicicletta,
viene investito, subisce un politrauma con un trauma cranico severissimo. Dopo 3 giorni di degenza in terapia intensiva, ma in morte encefalica, non so se era ricoverato a Cesena o a Bologna, lui aveva dichiarato in vita che voleva essere un donatore, per cui il sistema si è attivato per corrispondere alla sua volontà, ma attenzione, è chiaro che dire che Nick Hayden è stato un donatore è un qualcosa di importante quando si va a fare informazione nei giovani, ma l'informazione che Nick Hayden avesse donato gli organi non è comparsa sulla stampa, non è comparsa subito, ma solo 5 giorni dopo. Perché? Perché i genitori di Nick Hayden avevano chiesto il silenzio stampa su questo tipo di informazione perché non volevano una sovraesposizione mediatica, e il Centro Nazionale Trapianti, assieme al Coordinamento Regionale dell'Emilia Romagna, hanno tenuto segretata questa informazione fino a quando? Fino a quando purtroppo 5 giorni dopo è mancata una triatleta tedesca, sempre in Italia, sempre investita in allenamento, e a quel punto i familiari hanno consentito a dare la notizia in contemporanea e quindi sono uscite questo tipo di informazioni. Questo perché il rispetto del dolore della famiglia è un must. Cioè noi dobbiamo cercare di fare tutto il possibile perché sia rispettata prima di tutto la volontà della persona, ma anche il dolore e la volontà della famiglia, quando ovviamente non va in contrasto, e qui non è una cosa facile, con la volontà espressa in vita dalla persona. E quindi, per chiudere con l'ultima diapositiva, tutto questo perché? Perché secondo me l'importante è poter usufruire del diritto di scelta. Questa è un'immagine molto forte, se volete, ed è un'immagine del National Health Service, il Servizio Sanitario Britannico, che chiede: dove volete che vengano gettati i vostri organi, decidi tu quando i tuoi organi non ti serviranno più. Questo, se volete, è molto brutale, molto pesante, però è diciamo un messaggio che serve a tutti coloro che hanno capacità di intendere e di volere di fare una scelta in questo senso, dichiarare direttamente o indirettamente la propria volontà. Perché? Perché questo aiuta. Certo che aiuta chi? Aiuta gli 8.800 pazienti in lista d'attesa che ci sono ogni anno in Italia. Cosa vi ho detto prima? Che si fanno 3.600 trapianti. Significa che ci sono 6.000 pazienti che non hanno questa possibilità. Significa che la mortalità in lista d'attesa per trapianto di cuore è il 7%, quella per trapianto di polmone è il 12%, cioè più di 1 su 10 non arriva vivo al trapianto. Solo perché non c'è Tocca il microfono un attimo. Mi sentite? Ecco, adesso sì. Sì, scusate. Ha una decadenza il microfono nel tempo. Devo sostituire lo strumento. Dicevo, perché non c'è una sufficiente consapevolezza e perché ci possono essere delle motivazioni legate di solito alla non conoscenza del processo che possono indurre a prendere una decisione diversa da quella di donare. Io fino adesso vi ho parlato di donazione, però non posso non parlarvi di altre, ma molto brevemente, di accennare ad altre scelte di tipo etico che sono fondamentali in terapia intensiva. Il documento della Carta Europea dei diritti del malato, che è stata presentata a Bruxelles nel 2002, anticipava quello che è il diritto al consenso e il diritto alla libera scelta. Allora, io non posso pretendere che tutti facciano delle DAT come quelle che vi ho letto all'inizio, però certo è che una maggiore consapevolezza su questo aiuterebbe sia i pazienti in lista d'attesa, gli operatori sanitari, perché vi posso garantire che i colloqui fatti con le famiglie sono qualcosa che noi ci portiamo dentro sempre. Sono delle cose uniche, irripetibili, in cui condividiamo la sofferenza della famiglia, in cui molto spesso
la scelta di arrivare alla donazione è una scelta laboriosa, non facile, che noi sappiamo che aiuta nell'elaborazione del lutto, ma è proprio per aiutare il nucleo familiare. La scelta consapevole è un elemento importante sia nel discorso della morte, che è un elemento ineludibile perché è connesso al fatto che noi nasciamo, ma in cui le modalità, come vi ho detto all'inizio, si sono modificate in modo molto importante a causa dell'evoluzione tecnologica, per cui c'è un'attesa di immortalità che non è reale, E allora io, per chiudere, vi racconto questa cosa qui. Tanti anni fa, quando lavoravo in terapia intensiva, c'era un'infermiera che sapeva che rischiava di sviluppare una SLA, una sclerosi laterale amiotrofica, perché sua mamma era affetta da SLA e nell'ambito familiare c'erano stati diversi casi. Lei aveva 2 figli e quando la malattia è proceduta, lei ha scelto di non essere tracheostomizzata, di non essere ventilata. È stata una scelta per nessuno facile, né per lei, né per le colleghe che andavano a trovarla, né per la famiglia. Ma è stata una scelta che lei ha fatto consapevolmente perché non voleva dare un carico alla famiglia in termini di assistenza e perché evidentemente questo corrispondeva a quello che era la sua interpretazione della vita. E vi posso garantire che ricordare questo episodio, potrei ricordarvene tanti altri, ma questo obiettivamente, essendo una persona con cui uno ha lavorato, certamente non se lo può dimenticare. Ribadisco, è una scelta non facile, però è una scelta che va rispettata ed è una scelta che uno deve poter fare con la consapevolezza di quello che implica una o l'altra opportunità. Ti ringrazio, adesso cerco di togliere di mezzo la presentazione così possiamo vederci, ecco. Quindi siamo rimasti nei tempi. Ti ringrazio davvero per questa serata, ringrazio a tutti i partecipanti e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con l'intervento di Franco Pertoldi. Grazie a tutti di nuovo e buona serata.